Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buonasera dal Pala Restivo di Cagliari. Sta per iniziare gara 2 dei playout salvezza, campionato di Serie A2 femminile di basket. Virtus Cagliari contro San Salvatore Selagius. Virtus Cagliari in vantaggio per 1-0 nella serie nonostante il fattore campo a svantaggio. Allora presidente Riccardo Fava, quest'oggi un'occasione imperdibile per guadagnare la salvezza davanti al pubblico amico. Buonasera. È un'occasione imperdibile, speriamo di riuscire a fare questo colpo e ad aver chiuso in bellezza questo campionato, cioè in bellezza nel senso che ci siamo salvati alle prime due giornate di play-out. È difficilissimo perché oggi San Salvatore ha da sparare, diciamo, le ultime carte prima di poter affrontare un secondo turno magari più sfortunato, che è quello dell'ultimo spareggio, per cui ce la metteranno tutte sicuramente per riportare la loro partita e farla bella in casa loro. Se noi riusciamo a essere così bravi a vincere anche la nostra partita in casa, abbiamo finalmente compiuto un miracolo, perché era effettivamente un miracolo quello che dovevamo compiere, perché ci siamo salvati con 0 punti dopo un girone di ritorno difficile e siamo soddisfattissimi. Una grinta che non sempre si era vista nel corso di questo campionato. Sì, le ragazze piano piano stanno cercando di rispondere al meglio a quelli che sono i voleri dei coach, quindi ce l'hanno messa tutta. Abbiamo avuto 3 tempi più o meno, diciamo, tranquilli, alla pari, e poi nell'ultimo quarto invece abbiamo fatto vedere che con una buona difesa si poteva portare a casa il risultato. Quest'oggi, anche oggi immagino, l'aspetto caratteriale verrà prima di qualunque altra cosa. Conta molto essere concentrati, essere determinati, avere quella voglia di vincere che ci farà fare la differenza. Successo di pubblico, ne ha parlato spesso, insomma, nel corso della stagione, il pubblico della Virtus che qualche volta, insomma, ha latitato, quest'oggi ha risposto presente. Certo, ha latitato anche perché magari forse gli stimoli e le prestazioni magari della Virtus non erano delle migliori, però in ogni caso c'è da dire che per un evento così sia San Salvatore che Virtus Cagliari richiamano tutti i loro beniamini, insomma. Grazie mille presidente Riccardo Fava. Sta per iniziare la partita, allora con le immagini del nostro Andrea Farris continuiamo a riprendere le squadre che si stanno riscaldando, tra poco verranno anche presentate dallo speaker del Pala Restivo, poi torniamo in diretta per raccontarvi dunque gara 2 dei playout salvezza del campionato di Serie A2 femminile di basket.
Cambio microfono eseguito, Miamasic fuori per Ballardini, 30 secondi al termine. È finita qui, la Virtus allora realizza il suo miracolo. Miamasic ci mette addirittura il punto esclamativo. 72 a 5, anzi 73 a 52. Ora il punteggio. Un miracolo, quello messo in piedi dalle ragazze di coach Gianni Montemurro, subentrato in corsa Anello Schirro. Sembrava davvero un'utopia la salvezza. Al termine del girone d'andata la Virtus aveva 0 punti in classifica e ora va a salvarsi dopo una cavalcata incredibile nel girone di ritorno che ha permesso di agguantare Bolzano che è retrocessa in Serie B. E poi turno di play-out col fattore campo a sfavore. La Virtus che però ha vinto gara 1 con una prestazione difensiva incredibile, 53 a 58 il finale, e oggi da autorità con una prestazione davvero maiuscola è andata a battere il San Salvatore Selagis pure in gara 2. Finisce qui 75 a 52 il finale. La Virtus Cagliari anche nella prossima stagione sarà protagonista sui parquet del campionato di Serie A2. È scattata la festa, chiavettoni per tutti in campo, anche il pubblico della Virtus. È stata un'annata
di sofferenza incredibile. Ora si meritano una gioia sia le ragazze che lo staff tecnico, con coach Montemurro che assieme, permettetemi di dirlo, insomma, assieme a Silvia Sarni è uno dei principali artefici di questa salvezza. Vanno a salutare il pubblico, le ragazze della Virtus, coach Gianni Montemurro travolto dall'affetto delle sue ragazze. Allora con il nostro Alessandro Farris andiamo a inquadrare le ragazze che festeggiano vicino al loro pubblico, sconsolate in panchina. Ma le ragazze invece del San Salvatore. E ancora la festa, mentre io cerco con lo sguardo coach Montemurro. Coach Montemurro, ti rapisco un attimo. Ti rapisco un attimo perché avete fatto un miracolo, allora è giusto celebrarlo. Non puoi usare la parola miracolo. No, vabbè. Grandi le ragazze che non si sono mai scoraggiate quando eravamo a 0 punti, con tante sconfitte di fila, anche con partite quasi vinte. Le ragazze hanno avuto una capacità di reazione super. È dura fare un girone più la prima di ritorno a 0 punti e con distacco dall'ultima. Le ragazze sono state straordinarie perché veramente hanno avuto una capacità di reazione bellissima, veramente. Il merito va a loro, onore al merito a Selargius. Adesso ovviamente facciamo tutto il tifo per Selargius, per il secondo turno, perché se lo meritano, insomma, per il campionato che hanno fatto. Stasera io sapevo che era cioè il vantaggio di più 19 aveva un valore relativo. A un contro break loro ci siamo un po' impaurite, però poi la reazione in difesa ha fatto la differenza. Grandi le ragazze, grazie a tutti. Grazie mille coach Montemurro, tanto succede di tutto anche alle mie spalle. Mia Masic vuole parlare, Mia Masic e Giulia Ridolfi, magari tutte e due assieme. Giulia, per te è stata una serie particolare, non possiamo nasconderlo perché militavi nell'altra squadra a inizio stagione. Ti chiedo come l'hai vissuta innanzitutto. Beh, ovviamente molto male a livello emotivo. È normale che ho fatto un percorso, ho iniziato un percorso in questo campionato nell'altra squadra e sono per ovvi motivi legata a tutte loro. Sono felice per questa vittoria, per questa salvezza tanto voluta, tanto sudata, e penso di meritarmela e penso che ce la meritiamo. In bocca al lupo a loro, un abbraccio a tutti. Mia Masic, da interrogare anche lei. Coach Gianni, io mi soffermo su gara. Avete sentito anche l'urlo di Silvia Sarni, mancava solamente questo per celebrare la salvezza della Virtus Cagliari. Dicevo, tornando a gara 1, coach Gianni Montemurro ti ha fatto i complimenti perché non hai segnato tanto, però sei stata importante dal punto di vista difensivo. È questo lo spirito che vi ha permesso di salvarvi nelle due gare, secondo me. Sì, allora già 2 settimane che mi sta dicendo devi difendere Lussu, è veloce, un motorino e niente, ho detto va bene, mi prendo Lussu e faccio quello che posso. Secondo me oggi abbiamo veramente dimostrato che siamo una vera e propria squadra e che quest'anno potevamo anche di più, però va bene. Che annata è stata per te dentro il campo e anche fuori dal campo, perché insomma raccontaci come hai vissuto l'esperienza in Sardegna tutto attorno. Sardegna è un bellissimo paese, mi piace tanto e le ragazze sono bravissime, buonissime, veramente sto bene qua. Potresti anche rimanerci? Forse, vediamo. Grazie, prego. Grazie mille Mia Masic. E allora andiamo a raccogliere anche qualche battuta dalla formazione sconfitta. C'è coach Fabrizio Staico che ci raggiunge in questo momento. Chiedo ad Alessandro Faris di seguirmi con
la telecamera, coach, è arrivata insomma la sconfitta anche quest'oggi, adesso c'è nuovamente da resettare tutto perché insomma hai perso una battaglia ma non la guerra. No, senza dubbio, senza dubbio. Il merito va comunque a questa squadra, ha espresso senz'altro più determinazione, questo qui poi alla fin fine ha fatto senz'altro la differenza. Poi ripeto, dobbiamo stare sereni, noi il campionato l'abbiamo iniziato a settembre, quindi è chiaro arrivare ad aprile si è stanchi, la Virtus come anima e cosa senz'altro non l'ha iniziato a settembre, penso che l'abbia iniziato nella fase a giro, cioè nella fase di ritorno, questo qui poi alla fine l'ha dimostrato perché anche le nuove arrivate sono entrate a pieno nei meccanismi offensivi. Quindi niente, dobbiamo ricordarci che sinora abbiamo fatto bene e niente, riazzeriamo come tu hai detto, è un episodio, andiamo avanti. Secondo quarto terrificante, poi reazione nel terzo, a quel punto ti chiedo cosa è mancato, un pizzico di lucidità magari per riportarsi davvero sopra. No, sono mancate le qualità delle giocatrici, senz'altro ripeto, fisicamente c'erano due squadre che una senz'altro che arrancava, che faceva fatica e una squadra che è arrivata ai play-out senz'altro in una forma migliore. Questo è dettato dai percorsi differenti che si sono sviluppati, però firmerei tutta la vita per aver fatto questo percorso e per 2 punti non essere riusciti a salvarci o a entrare ai play-off. Purtroppo per arrivare lì noi facciamo fatica, come d'altronde anche loro, ci mancherebbe altro. Per un attimo ci siamo arrivati, adesso cercheremo di ricordare le cose belle e accantoniamo tutto ciò che di negativo c'è stato. Grazie mille coach Fabrizio Staico, vi racconteremo ancora le partite del San Salvatore Selagius che purtroppo insomma dovrà ancora sudare per cercare di salvarsi nel campionato di Serie A2 femminile. Intanto è tutto per questa diretta dal Pala Restivo di Cagliari. Vi ricordo che la Virtus Cagliari ha battuto il San Salvatore Selagius con il punteggio di 75-52, conquistando dunque la salvezza. È tutto, come dicevo, io ringrazio Alessandro Faris che ha curato le immagini, la parte tecnica relativa a questa diretta. Vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport